Andrea, benvenuti. Eccoci qua. Allora, ci facciamo spiegare un attimino la Romagna cosa ci porta di bello. Attenzione che abbiamo anche un sommelier qua nelle vesti di chef, Giancarlo Mondini da Ice Romagna, quindi insomma proprio ai fornelli il sommelier in questo caso. 40 anni di fornelli, quindi poi ho abbinato la cucina anche al ruolo di sommelier. Che direi è la cosa più bella, riuscire a abbinare il piatto con il vino, no? Per capire cosa succedeva in sala ho dovuto venire fuori dalla cucina e andare a fare i corsi del vino. Beh, direi di chiedere ad Andrea un attimino il tuo piatto, le peculiarità di questo piatto che ci porta in qualche modo in Veneto la Romagna, no? Sì, diciamo direttamente dalla spiaggia di Cervia, siamo arrivati a Isola della Scala e io mi chiamo Andrea Benvenuti, sono il titolare del ristorante Bagni Benvenuti. È un ristorante che è collocato sulla spiaggia di Cervia e la nostra specialità è il pesce. Oggi invece proponiamo un piatto di terra giusto per proporre i prodotti del nostro territorio, i prodotti DOP, i prodotti IGP, e quindi abbiamo voluto valorizzare la nostra bella Romagna proponendo un risotto a base di salsiccia di mora romagnola. La mora romagnola è un maiale nero, un maiale che andava in via di estinzione, che dopo è stato reintrodotto dagli allevatori locali. Viene accompagnato con un formaggio di fossa di Sogliano DOP. Questo formaggio è pecora, quindi 100% pecore e latte viene raccolto in Romagna e viene stagionato in delle grotte per 90 giorni. Dopodiché l'abbiamo arricchito con del miele di melata di Pineti di Cervia, abbiamo fatto una smielatura, quindi questo miele di melata, e dopodiché lo andiamo a mantecare con dell'olio di Brisighella dopo. Mi fai venire veramente l'acquolina in bocca. C'è veramente un riassunto del territorio, sul serio, complimenti. Complimenti Andrea, e niente, poi appunto seguiremo la preparazione man mano che andiamo avanti e verremo a trovarti più tardi. Qua. Okay. Grazie tante. In abbinamento avremo poi, che vino avremo in abbinamento? Una albana, secco. Massima dei vini bianchi da Romagna, che proprio quest'anno festeggia i 50 anni di DOC e 30 anni di OCG. Abbiamo preso un'albana di un'azienda storica, Tremonti, che ha 2 poderi, ma questa è proprio sulle colline di Forlì, podere Petrignone e Vigna Rocca. È una 2016 biologico, è un vino che fa macerazione sulle bucce. Quindi ecco, spessore, perché questo è un risotto che ha sapore, che ha struttura, quindi però abbiamo optato per un vino bianco perché ha la struttura, la forza e la persistenza per reggere l'aroma e la persistenza gustativa del risotto, a nostro avviso.